sembra veramente che ci sia una dannazione nei confronti di quell'abitato. Comprendiamo il disagio dei cittadini, il sindaco è stato là, la protezione civile, c'è stato anche il nostro dirigente Nicola Dell'Acqua, stiamo cercando di fare le corse il più velocemente possibile. A Schiucazze si sta lavorando senza soluzioni di continuità per far tornare il sereno tra gli abitanti della frazione del comune di Alpago. Giove pluvio da un lato e la maledizione di quel versante su cui insisteva l'enorme movimento franoso disintegrato a colpi di dinamite lo scorso giugno pare abbiano creato un sortileggio. Se non fosse stato fatto l'intervento, quello di Veneto Strade, che abbiamo gestito prendendocela in carico immediatamente dopo il dissesto, oggi non staremo parlando di nulla, non ci sarebbero proprio più le case con le piogge che ci sono state. Anche l'altro ieri c'è stata una nuova mobilitazione per aiutare le famiglie e le attività produttive a spalare fango e detriti, una situazione di disagio che però potrebbe avere le ore contate. Adesso si tratta di fare la parte più, come dire, strutturale, che per certi versi è anche più delicata perché richiede una progettazione accurata. Stiamo facendo le corse e più di così francamente risulta difficile fare. 1273 sono i cantieri programmati su tutto il territorio devastato dopo Vaia. La sola provincia di Belluno prima del 29 ottobre 2018 contava 6.000 dissesti. La mole di lavoro è impressionante. Ci vorranno anni per riportare il territorio a come era prima e quindi nel frattempo è evidente che una situazione di meteo come quella dell'altra sera, queste bombe d'acqua sempre più frequenti, creano dei disagi. Acquabona è un esempio, lì ANAS è intervenuta e dove ha fatto l'intervento non c'è stato il problema, appena più a monte c'è stato il problema, stiamo facendo le corse.